Con quasi 100.000 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, nel Paese il governo ha adottato ieri sera alcune misure ed altre saranno pronte entro l'Epifania. Si elimina la quarantena ai vaccinati da meno di 4 mesi a quelli con dose booster e si estende il Super Green Pass quasi ovunque, dai mezzi di trasporto agli alberghi, alle fiere, impianti di sci e tanti altri luoghi di socialità e svago. Negli stadi torna la capienza al 50%, un decreto che a gennaio potrebbe essere seguito da altre possibili misure. Non è passata invece la linea rigorista di Speranza e di alcuni partiti, di chi chiedeva di estendere l'obbligo del Super Green Pass anche a tutte le categorie di lavoratori ed infatti il provvedimento per le divisioni politiche è stato rinviato. È stata raggiunta l'intesa per calmierare il prezzo delle mascherine FFP2 che prevederà delle convenzioni tra la struttura commissariale e le farmacie. L'obbligo del Super Green Pass costringerà molti soggetti a vaccinarsi ed è questa la linea imposta dal governo. Le misure scatteranno dal prossimo 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza. Cambiano anche le regole per la quarantena. Lo scopo è quello di evitare la paralisi del Paese che registra in un solo giorno quasi 100.000 nuovi positivi. Le quarantene non saranno più previste per i vaccinati con booster e con 2 dosi da almeno 4 mesi che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid. In questi casi sarà prevista una autosorveglianza e l'esecuzione al 5° giorno dal contatto con il caso positivo di un tampone con esito negativo. L'autoisolamento scenderà da 7 a 5 giorni con test negativo. Nessuna modifica invece per chi non è vaccinato. La quarantena rimane a 10 giorni.